quarta corsa dal Ippodromo Arcoveggio di Bologna è una prova per anziani di ottimo livello, in particolare una categoria CD sulla distanza del miglio per 8 partecipanti. Il numero 1 Abano Cis Gianni Targhetta, 2 Zigolo Debuti Carlo Udorovic, 3 Zarbon del Sile Riccardo Pezzatini, 4 Assia Luis Carmine Piscuoglio, 5 0 Gravity Giorgio Cassani, 6 Velina Valdo Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Anastasia Trio Marco Stefani, 8 Aramis e K Alessandro Gocciadoro. Favorito Aramis e K, seguito in maniera importante al gioco in chiusura, preferito quindi a Velina Vald con quota in salita. E si parte con Velina Vald, velocissima, cerca di saltarli tutti ed è già praticamente davanti al paletto del via. Velina Vald in vantaggio nei confronti di Assia Luis, poi Abano Cis, quindi Zigolo Debuti, all'esterno subito Aramis e K, chiude la corda Anastasia Trio, la seconda pariglia esterna la fa Zero Gravity, alla retroguardia Zarbon del Sile, 14,7 la spesa iniziale, che in realtà è stata di un centinaio di metri scarsi per Velina Vald, che ha potuto subito riprendere in mano, 400 in 29,9, ritmo anche comodo per la categoria. Velina Vald che guida nei confronti di Assia Luis, seconda alla corda, avanza al largo Aramisso P, che si trascina Zigolo Debuti, poi Abano Cis lungo i birilli a precedere Anastasia Trio, in terza pariglia al largo c'è Zero Gravity, alla retroguardia Zarbon del Sile, 45,2 per i primi 600, Aramis arriva con maggior decisione all'esterno di Velina Vald e cerca di impegnarla dopo un mezzo miglio, passato in un minuto. Si viaggia così sul piede dell'1,15, Velina Vald che guida, Aramis sempre proteso al largo, lungo la corda Assia Luis, ancora Abano Cis e Zigolo Debuti a far pariglia, avanti a Zero Gravity. 1,15,6 il primo chilometro con un paletto addirittura in 15,5, fa fatica molta Aramis e K a tenere il contatto con la leader, che sembra ancora controllare in maniera molto agevole. 14,6 la mossa da parte di Anastasia Trio, che sorvola il gruppo e si porta su Velina Vald, la quale ovviamente accelera di scatto, sparisce Aramis e K, lungo la corda c'è Assia Luis a filare Velina Vald, la quale ha fatto 14,1 in accelerazione secca l'ultima curva, entra in retta in vantaggio, sposta Assia Luis che va all'attacco di Velina Vald che si difende, Velina si difende ma Assia arriva al doppio della velocità, Assia Luis sul palo batte nettamente Velina Vald, mentre per il terzo posto Abano Cis finisce a bomba su Anastasia Trio. 1,58,2, 28 spaccato la chiusa, 1,13,5 il ragguaglio cronometrico per il successo di Assia Luis. Carmine Piscuoglio per Francesco Alessandrini, colori della Pole Stars, successo della figlia di Love You, che nel suo schema preferito da seconda in corda brucia la più quotata Velina Vald, che si deve arrendere al secondo posto. Al terzo invece l'ha postato Abano Cis, 4,61 l'ordine di arrivo molto probabile della quarta dall'Arcoveggio.